C'era una volta un giovane di nome Vito, nato a Mazzara del Vallo, in Sicilia. Vito apparteneva a una famiglia ricca e rispettata, ma suo padre, Iles, era un fervente pagano. La madre di Vito morì quando lui era ancora piccolo e Iles affidò il bambino alle cure di una nutrice cristiana di nome Crescenzia. Crescenzia, con l'aiuto del marito Modesto, battezzò segretamente Vito e lo allevò con amore e fede in Gesù Cristo. Quando Vito tornò a vivere con suo padre, Iles scoprì presto che il figlio era diventato cristiano. Il padre cercò in tutti i modi di far abbandonare a Vito la sua fede, usando minacce e punizioni. Vito, nonostante le percosse e le sofferenze, rimase fermo nella sua fede, mostrando una straordinaria pazienza e forza spirituale. Il padre, esasperato, consegnò Vito al governatore Valerio, noto per la sua crudeltà verso i cristiani, sperando che lui riuscisse a far cambiare idea al ragazzo. Ma Crescenzia e Modesto non abbandonarono Vito. Riuscirono a sottrarlo dalle mani di Valerio e insieme fuggirono in Italia. Tuttavia, la loro ricerca di pace non durò a lungo. Arrivati in Lucania, furono presto riconosciuti come cristiani e arrestati. Durante la persecuzione di Diocleziano, Vito, Crescenzia e Modesto furono incarcerati e condannati a morte. Nonostante la prigionia, la fama di Vito si diffuse rapidamente per i miracoli che compiva. La notizia arrivò persino all'imperatore Diocleziano, che chiese di portare Vito alla sua corte per liberare suo figlio da una possessione demoniaca. Vito, con la forza della preghiera, liberò il figlio dell'imperatore, ma rifiutò fermamente le promesse di ricompensa di Diocleziano e continuò a rifiutare di venerare gli dei pagani. Questo fece infuriare l'imperatore, che ordinò di gettare Vito, Crescenzia e Modesto in prigione e di torturarli. Le torture a cui furono sottoposti furono terribili. Furono gettati in una caldaia bollente di piombo e resina, ma miracolosamente ne uscirono illesi, cantando inni sacri. Quando furono esposti ai leoni, gli animali si accovacciarono ai loro piedi, lambendo le loro mani. L'imperatore, vedendo la folla commossa dal miracolo, ordinò che fossero distesi su un cavalletto per essere mutilati. Nel momento del martirio, un terribile terremoto scosse la terra, distruggendo i templi pagani e causando la morte di molti idolatri. Una donna di nome Fiorenza, mossa da pietà, raccolse i resti di Vito, Crescenzia e Modesto e li seppellì con grande onore. La storia di Vito è un esempio di fede incrollabile e di amore per Cristo. La sua vita, seppur breve e segnata dalla sofferenza, è un faro di speranza e coraggio per tutti coloro che lottano contro le avversità, dimostrando che, con la fede, la preghiera e il sacrificio, è possibile superare anche le prove più difficili. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.